A riconferma che il duro lavoro di squadra e la qualità dei prodotti proposti premiano sempre, arriva il successo della seconda edizione di Tutti in Pentolona, manifestazione folcloristico-gastronomica che ha animato Piazza Todaro a Sottomarina dal 10 al 19 agosto. Organizzata da OP Bivalvia Veneto, con la collaborazione di Cogevo Chioggia e Cogevo Venezia, Tutti in Pentolona ha potuto contare anche sul sostegno delle istituzioni, in particolar modo Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, patrocinatori dell'iniziativa. Ricco il menù proposto, accompagnato dall'esauriente slogan "Al mattino pescato, alla sera cucinato", con la vongola di mare, per tutti come da tradizione bevarassa, a far da padrona. Orgoglio dello staff composto da circa 35 persone, in netta maggioranza pescatori, a garantire la qualità della proposta gastronomica, la famosa pentolona di 3 metri di diametro, protagonista del World Guinness Record nel 2005, che fa registrare un dato sorprendente: 2 quintali di vongole di mare cucinate ogni sera. La seconda edizione di questa magnifica festa qui a Chioggia, per incoronare la regina dei nostri mari, che è la vongola di mare, che ben conosciamo, sappiamo nelle sue differenze dalla vongola di laguna, dal profumo, sicuramente dai sapori e anche poi da tutta una tradizione marinara che è dietro a questa pesca, che è una pesca fatta non solo di tradizione ma anche poi di grande folklore, di amicizia delle famiglie che in questa appunto qui località di Chioggia insieme lavorano per una riuscita straordinaria. Il secondo anno ancora con grandissima partecipazione non solo dei turisti ma anche di noi abitanti appunto di questi luoghi di mare che ben conosciamo e che amiamo poter festeggiare insieme ai nostri pescatori. Quindi una grande tradizione che si ripete ma soprattutto un grande sapore in uno scrigno magico che è quello dell'Alto Adriatico, di prodotti straordinari, irripetibili, quindi un grazie particolare all'OP Bivalvi che con grande maestria, credo, e anche con grande affetto dedica queste 10 serate appunto alla promozione dei prodotti dell'Alto Adriatico, proprio perché si possa insieme festeggiare questa grande regina che è la vongola del mare. A giustificare ancor di più il quotidiano tutto esaurito nei coperti, la ricca proposta di intrattenimento musicale messa insieme dagli organizzatori, mentre merita un plauso l'attenzione al sociale con la postazione Teleton a raccolta di offerte. Estremamente soddisfatta tutta quanta OP Bivalvia Veneto, che attraverso le parole del suo direttore, Roberto Varagnolo, ci fa sapere di essere già al lavoro per ideare qualche novità in grado di sorprendere il pubblico nella prossima edizione. Non ci resta che aspettare, con la colina in bocca.